Si inaugura oggi l'anno accademico con il professore Saia che è l'anima di Agora Mundi, un corso in mediazione linguistica si riparte, un appuntamento sicuramente importante che dà linfa alla nuova vita del CUA. Noi abbiamo il nuovo corso di laurea e soprattutto l'annuncio da parte di enti pubblici e privati di borse di studio per il corso, quindi io vorrei dire che dovremo mettere a concorso queste borse di studio, quindi chi ha la voglia di venire a iscriversi a questo corso di laurea che faccia domanda anche per le borse di studio perché le assegneremo tra breve. Gli ultimi concorsi danno una crescita notevole della laurea in mediazioni culturali e quindi ovviamente sappiamo che stiamo operando non per una cosa astratta ma per una cosa molto concreta, di gente che è capace di operare per la mediazione culturale in una società che cambia profondamente. Ricordiamo che ancora c'è tempo per le iscrizioni. Sì, fino al 17 novembre è possibile iscriversi, però per partecipare a queste borse di studio bisogna fare una domanda a parte. Mi pare che è una bella giornata questa perché segniamo l'arricchimento ulteriore di attività formative e quindi di corsi al consorzio universitario. Vorrei ricordare molto velocemente, non diciamo per sintomo di vanità, ma per ricordare la strada che è stata percorsa. Eravamo alla primavera del 2015, noi arrivammo in giugno e si era celebrato il funerale del consorzio universitario, cioè era destinato alla morte. È stato preso per i capelli, unico socio sostanziale il Comune di Agrigento con la Camera di Commercio poi, e questo mi pare di poter dire con i 250 iscritti di quest'anno complessivamente che possiamo dire di avere strappato alla morte e di avere dato una prospettiva per l'Università ad Agrigento che adesso frequenterà non solo più via Quartararo qui a Calcarelle ma anche il centro storico di Agrigento perché architettura, anche questo corso sarà stanziato nel nostro centro storico, nella Girgenti. Sicuramente è importante la mediazione sempre di più, cioè facilitare l'incontro di culture e a maggior ragione la mediazione culturale, cioè la mediazione che si basa sulla conoscenza delle tradizioni, della storia, di quello che rappresenta l'importanza e i valori di un popolo per incontrare popoli diversi e valori diversi e farli dialogare. È importantissimo perché come abbiamo illustrato questa sera le migrazioni sono il motore della crescita demografica italiana e europea. Trovare gli strumenti per regolare questi processi è il modo migliore per garantirci un futuro di crescita, un futuro di serenità per la nostra nazione, ma anche per tutto l'intero Mediterraneo, che poi sarà la culla della crescita dei prossimi 50 anni. Ma questo corso di laurea oggi ci sono state testimonianze continue dell'importanza di questo percorso, in particolare nel nostro territorio. Creare ponti e costruire culture integrate è un po' il nostro obiettivo formativo, ma è un po' l'obiettivo del nostro territorio. Oggi anche il procuratore Vella ci ha raccontato un po' della sua esperienza nel mondo e si è soffermato proprio a rendere quasi omaggio all'idea che la Sicilia è un incrocio, un crocevia di culture e su questo noi attraverso la mediazione possiamo andare avanti e riuscire ad avere una società attiva, migliore ed economicamente, come diceva il professore Miotti, più funzionale. Abbiamo avuto il piacere di presentarla qui presso l'università perché questa rivista è stata patrocinata dal consorzio universitario a partire da quest'anno. È stato davvero molto piacevole presentarla qui e dimostrare che non ci può essere conoscenza e accoglienza senza memoria storica e la nostra rivista fa proprio questo, cerca di essere la memoria storica per poter integrare e per poter conoscere l'altro, il diverso e poterlo accettare e accogliere. E chi più di questo corso di laurea in mediazione linguistica può essere interessato a questo?